Siamo in un piccolo paese di montagna. C'è un unico cacciatore che ogni tanto va su al bosco e si mette a cacciare, no? Ma un giorno mentre cammina per il paese col fucile incontra il macellaio del paese e gli fa: senti un po', Giova, ma te vate a venire a caccia con me? Allora il macellaio gli fa: sì, potrei pure venire, ma io non è che sono tanto pratico. No, ma non ti preoccupare, andiamo a caccia dei orsi. Lui fa: no, no, che dei orsi? Io dei orsi ci vengo, io ho paura. Ma no, ma guarda che è una cosa tranquilla, poi ci sto io, sono armato. Fa: no, 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 io a caccia dei orsi è troppo pericoloso, per carità, se era della selvaggina piccola pure, ma a caccia dei orsi no. Allora il cacciatore fa così: senti, fammi una cosa, non ti preoccupare, tanto a caccia ci vado io, tu devi solo scuoiarlo l'orso. E tanto sei macellaio, sei capace? Fa: sì, sì, sono capace, però io a caccia con te non ci vengo. E fa: fammi una cosa, arriviamo su alla baita che c'ho in montagna, tu mi aspetti nella baita, io vado fuori a caccia all'orsi, ti porto dentro e te li scuogli. Io fa: va, se famo così ci vengo. Insomma, si organizzano e si fanno tutti i bagagli e partono il giorno dopo del buon mattino e vanno dentro a sta baita. Ma insomma il macellaio entra dentro a sta baita e il cacciatore fa: te aspettami qua, io vado a caccia. Insomma, questo parte, mo passano parecchie ore e il macellaio sta dentro a sta casa. A un certo punto, quando sono tipo le 11 di mattina, date fuori che il macellaio comincia a sentire fa così: apri! E lui simpatico dice: che sta succedendo? E sempre da lontano: apri! E il macellaio che fa? Scosta la tendina e da lontano vede il cacciatore che corre, capito? Con le vene dei fuori e dietro un orso inferocito con la carica, gli fa: apri! E questo non sa che fa, si mette lì vicino alla porta. Quando proprio il cacciatore è quasi arrivato, spalanca la porta, il cacciatore corre, c'ha pochi metri dalla porta, quando sta proprio sulla soglia, fa uno scatto repentino, schiva e l'orso per forza di inerzia entra dentro casa. Come entra dentro casa il cacciatore chiude la porta, si affaccia alla finestra e fa così: te intanto squaglia questo che io non da pianarti.